Silver Music Radio, in collaborazione con Antipathic Station, presenta Radio Bari. Buongiorno a tutti, siamo in onda anche oggi. Oggi è mercoledì 12 marzo 2014. Viviana, Cecilia per voi in console. Buongiorno a tutti, con Radio benvenuti Patic. all'ascolto. Come al solito, un'ora e mezza in nostra compagnia da Silver Music Radio. Buongiorno a tutti coloro che ci hanno già raggiunto o che ci raggiungeranno comunque nei nostri siti web. Oggi è il Silver Guest, come al solito tutti i mercoledì abbiamo il piacere di avere un ospite con noi. Oggi addirittura ci buttiamo Ci siamo date alla pazza gioia proprio. Ci siamo allargate, siamo in 3 stamattina. Siamo in 5 in realtà, Siamo in nel 5 senso più in 3 noi. live più 2 al telefono che arriveranno tra poco. Abbiamo con noi, siamo felici di dare il benvenuto a Mario Puglisi. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Mario, Ciao. ce l'abbiamo qui in studio con noi. E poi Antonio Conticello e Sonia Litrico che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ci sentite? Ci siamo. Ci siamo, eccoli, buongiorno. Buongiorno e grazie per la ragazzina. Come stai Antonio? Bene, guarda, stiamo lavorando, quindi ci sei beccate proprio come nel l'ANAS. pieno delle... Siete come l'ANAS, stiamo lavorando per voi. Brava! Allora, non sappiamo da dove iniziare, partiamo dall'inizio. C'è un libro, no? Che si chiama La scalata della... No, la storia la racconto io Ecco. perché Bravo, Mario, allora, fai qualcosa, io- noi ci rilassiamo. Io sono Mario Puglisi, abbiamo detto, scrittore di questo libro che ho scritto 2 anni fa, che si intitolava La spalata della miriade di scale. Con questo libro che parlava della Sicilia. Poi è arrivato questo mio amico Antonio che abbiamo in collegamento, che ha copiato letteralmente il mio Antonio, romanzo di qualcosa. e ha cambiato soltanto il titolo e l'ha intitolato La scalata della piramide di sale, cioè soltanto scambiato le lettere. Aspetta, Perché fammi il sentire libro era mio. Fammi sentire l'altra campana, Antonio. A te la parola. Allora. Vai. Dimmi. Allora, diciamo che Mario non conosce il seguito del il nuovo libro che sto scrivendo. Che sarebbe? Che sarà? Ho paura. Che dedicherò a lui. Si chiama La tumpulata di sale. La tumpulata in Sicilia per coloro Solo che per ci Mario. La tumpulata per chi ci ascolta dal profondo nord è lo schiaffone, quello proprio che si dà sulla nuca, sai, sul dietro, bam! Quella è la Lo tumpulata. scoppolotto, come Comunque, direbbero. insomma, poi è arrivato lui, lui Antonio Conticello, noto cantautore siciliano. Ma ci confondete gli State ascoltatori in confondendo questo i nostri modo. ascoltatori. Allora, adesso ve lo dico io com'è la storia. No, il fatto è che io stamattina sono venuto qua e gli accordi erano: prima c'era il caffè e poi si cominciava la trasmissione. Ma tu Ma sei sempre come questo l'avete caffè, offerto? Mario. Comunque Sonia, la storia del caffè mi sembra di capire che l'hai viziato tu con sto caffè durante la No, tua guarda, media. Mario non carbura se non ha almeno il caffè della mattina, ma siccome sono uguale a lui, quindi questa cosa ci siamo assolutamente trovati. La mattina ci guardavamo, caffè. Vabbè, allora mancanza nostra, noi gli abbiamo fatto il caffè Ora, stamattina. siccome stamattina mancava sto No, caffè, infatti ragazzi, o caffè o lui si parla. mi sono confuso un po' e ho scambiato un po' le carte in tavola. Adesso mettiamo un po' d'ordine adesso in Ok. questa storia, dai. Allora, lo scrittore della storia è Antonio Conticello. Il musichiere della storia è Mario Puglisi. Per una strana forma del destino è mio fratello e lo zio di Viviana. Ma davvero? Vabbè, lo diciamo tutta una tanto. parentata. Non lo sapeva neanche Mario, pensa. Guarda, ci sono ancora dubbi, ce lo stiamo ancora chiedendo a volte. E quindi, insomma, essendo amico con Antonio, ci siamo messi insieme, ma perché non facciamo una cosa con un po' di musica in mezzo? Alla fine questa cosa è diventata una cosa teatrale e l'hanno portata in teatro quando? La settimana scorsa? Il 4 marzo abbiamo fatto il debutto a Milano, al Teatro Delfino di Milano. Al Di Teatro cui vi del Fiore avevamo di tra Milano. l'altro parlato. Di cui a abbiamo voi. una diapositiva. Allora, prima di farci raccontare direttamente da Antonio la storia di questi ragazzi, andiamo ad ascoltare qualcosa. Vogliamo ascoltare la sigla La sigla di apertura, diciamo, dello spettacolo, no? Sì. Mario, come si chiama la sigla? No, ma non è una sigla. non è una sigla di cos'è? apertura, anzi quella No. È una traccia. un riepilogo di quanto vuole dire la trama, La insomma, alla trama, fine, sì. ecco. E quindi non main è track, In quale direbbero gli punto americani. dello spettacolo va quella lì?
A Giusto per 3/4. Ecco, è la punta, è la vetta della piramide quella lì. È il allora. momento in cui descrive il raggiungimento della scalata della piramide di Sale. Possiamo anche arrivarci E piano infatti piano. si intitola Puoi chiamarla felicità. Sì, no, la sentiamo perché è Eccola stupenda. qua. Sentite di che Non cosa parlo stiamo più, parlando, guarda. Picchia la rincorsa, picchia sciato e vai, picchia è sempre lunga la salita, picchiti una spornia di coraggio e vai, trova i pezzi della fede che hai, quando non ci credi più, quando il sole scende giù. Puoi chiamarla felicità. Prendi la porta, credici ancora, chiamala felicità. E questa era la scalata della piramide di Sale, proprio quella lì. Che poi la traccia si chiama Puoi chiamarla felicità. La punta della. Sì, giusto per darvi un assaggino di cosa stiamo parlando e che livello è, va bene, ma non voglio fare la storia dello scarrafone, che bella mamma sua. Allora Antonio, è il momento tuo di venire avanti nel proscenio del palco di Radiopatica e parlarci un attimino in breve di cosa si tratta con la scalata della piramide di Sale, quello che vuoi dire, il microfono è tuo, noi stiamo zitte. Vabbè, sì, il microfono è mio, allora è un guaio. Ha fatto tipo finalmente. È come dare una mitragliatrice a un terrorista, dare un microfono Esatto. Dite quanti minuti ha, sottolineatelo. Ok, 3 minuti, vai. Partiamo con 3, poi. Vabbè, anche meno. Dunque, vabbè, la scalata della piramide di Sale nasce proprio dal sentimento che mi lega alla terra di Sicilia, anche se ormai vivo da più di 25 anni su in Lombardia. E quindi di cosa parla questo libro? Sono questi 4 ragazzini appena tredicenni che vivono questa estate del 1970, finisce la scuola, quindi si aprono un po' i portoni, si spalancano le porte, ecco, delle avventure giornaliere, e loro che vivono in questa località, così come hai detto anche tu Susi, dove siamo cresciuti nel litorale orientale della Sicilia, quindi ad Augusta fra Siracusa e Catania, dove esistevano queste grandissime saline che insieme a Trapani erano le più grandi produttrici di sale fin da tempo dei Borboni. E loro quindi cosa hanno davanti questo scenario incantevole e decidono un bel giorno di dar seguito un po' ad una leggenda popolare, ad una diceria di paese che dice che chi riesce a scalare questa montagna della salina Regina, che era la salina più grande, diventava più spacchiuso, quindi più adulto. Spocchioso, più sì, anche in italiano si dice spocchioso, quindi è proprio quello. Ecco. Sì. Ed è chiaro che è un passaggio forte che tutti quanti abbiamo fatto, un passo che dall'adolescenza ci porta alla vita adulta. Abbiamo voluto tutti quanti nei nostri 13, 14, 15 anni bruciare le tappe e diventare più grandi prima del tempo, rubacchiando la sigaretta magari al papà, oppure rubando il rossetto alla mamma e truccandosi per le ragazze, mettere i primi tacchi. Sì, è una cosa che facciamo un po' tutti. Te lo ricordi, Antonio, quando tu ti mettevi i tacchi, ti truccavi? Sì, mi truccavo, sì, me lo ricordo. No, però volevo semplicemente dire una cosa. Sì. Allora, questa operazione un po' l'avete detto, per l'unione di tante persone che hanno creduto nel progetto. Quindi prima di tutto Mario, 2 anni fa Susi e te vivi anche, siete stati anche protagoniste di questo parto primordiale. Eravamo nello stato embrionale noi ancora quando eravamo al libro, noi siamo rimasti al libro. Poi insomma Sonia, così come anche Maria, così come anche Maddalena Cicogna, che è stata ballerina alla Scala di Milano, poi
Onore, adesso ci sarà un altro corpo di ballo per Augusta e per la Sicilia in pratica. Quindi, sì, insomma, perché la prossima data è proprio il 5 aprile qui ad Augusta, giusto? Va bene, ne riparliamo subito dopo. Facciamo così, ascoltiamo un pezzo ancora dalla commedia che io trovo fantastico, perché ti dà proprio tutta quella tra virgolette angoscia per il grandissimo caldo o per il fortissimo vento che è tipico di un'isola come Augusta, che poi alla fine è un'isola, sotto il sole cocente, con queste saline davanti e questi salinari che veramente si spaccavano e distruggevano le mani durante il giorno per raccogliere il sale, metterlo nelle ceste, e quando arrivavano a quanto, Mario? 25 venivano a 25 pagati. ceste venivano pagati. Quindi se prima tu non portavi al salinaro 25 ceste di sale piene di sale, non venivi erano pagato. cestoni, Ogni 25 ceste venivi pagato, quindi anche se arrivavi alla 24esima con la lingua sotto le scarpe, ti sforzavi di fare la 25esima per avere quel po' di soldi che davano ai salinari. Su questa storia è stata composta un brano apposito che fa parte della commedia, che si chiama appunto Canto dei Salinari. Noi ascoltiamo magari un pezzettino. Vai. Sì. Sì, volevo solo spiegare, perché non tutti sono siculi, che c'è praticamente proprio una conta di queste sacche, quindi sentirete proprio 1, 2, 3 man mano che vanno avanti. E 3 esatto. via e 4 una via. Cercate di cogliere i numeri, così capite quando si arriva a 25. Mi sa che la faccio sentire tutta. Sì. Sì. Mettemoci sali ali salini e nai uccini. Oh, 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 culai salumattu e mettemoci cana e nai uquacciu e culai salutintu tutti la Maronna, segnaturi mi lavano signari, no perché 25 ancora non navi. Hey, 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 19 una via, ora 20 una via, e 21 una via, 22 una via, 25 una via, 24 una via. O signaturi signala, batti la re, o signaturi signala, batti la re, 25 una via. Oh, che sudata, ragazzi! Ce che l'abbiamo fatta a sudata. farne 25. Silver Music. Allora, batti la re. Sì, batti la re sarebbe ricomincia da capo? Sì, battila di nuovo, cioè Signaturi signala Signala. intanto, cioè quello Il che il prendeva i segnatore conti. è quello che tiene il conto delle Battila ceste. era il momento in cui proprio si rivoltava, si svuotava la cesta, quindi contala, era un'esortazione a contare. Battila e segnamela e pagami. Pagami. A esatto, proposito, quel- il capo Salinaro, attore del coso, sei tu, Sì, giusto? sì, mi quindi hanno non nominato. solo è stato nominato come il grande Salinaro d'onore. Sì, perché non solo è il compositore delle musiche della commedia, è anche l'attore, insomma, il Salinaro principale. Sei quello cattivo o sei quello che... No, neutrale, no, io sono un po'... Non sei quello che segna, no? Il segnatore. No, assolutamente no. Lui sgobba. No, sono anche un po' in qualche modo il vecchio del paese, il saggio del paese che racconta proprio di questa vecchia leggenda che si diceva che chi riesce a scalare la montagna della Salina Regina addiventa ranni. Questo vecchio detto del paese si tramanda nella memoria attraverso questo La Salina personaggio. Regina era la più alta di tutti, no? La Sì, montagna sì, più alta. Chi riusciva a scalarla diventava grande, sarebbe stato insomma accolto nel club degli adulti, no?
Mentre invece Certo. Antonio e Sonia sono i narratori fuori scena. Come funziona? Sonia, parlaci un po' tu che Sonia, parla Sonia adesso. Oh, Mara. Vieni avanti. Allora, Sonia, di. io e Antonio siamo i narratori in scena, nonché mezzi attori, nel senso che leggiamo appunto dei brani tratti dal libro di Antonio e in alcuni momenti recitiamo anche delle parti un po' più, insomma, meno narrate, più Vissuto in prima persona, più vissuto in prima recitate. Perché oggi mi ha bacchettato lei. Perché diceva tempo Antonio devo fare delle scene dice- perché è proprio visivo, recitate, lui no, ma questo ricorda a memoria, poi muscoso, io no, ma vedrai che ce la fai. Adesso pare che l'ho convinto. Picchia di sale in da testa, che ricorda un giorno di lu santo, di lu nome che porti. Ah, e allora me lo vuole spiegare come mai oggi l'ho ammesso al piccolo Luca? Perché è un rito molto antico e non tutti lo praticano ancora, ma il messaggio è rimasto lo stesso. E bravo, così, anziché andare avanti, che facciamo? Torniamo a re. Va bene, ma quale sarebbe questo messaggio? Perché io, Maliritta Vicchiaria, non me lo ricordo più. È il sale, è il simbolo della sapienza. Ma cos'è il sale se non ciò che dà sapore alla vita, che conserva tutto, anche i ricordi? Come recita il Vangelo, Chiaramente voi data siete imminente, 5 aprile, Teatro Città della Notte ad Augusta. Insomma, venite in massa perché lo spettacolo è proprio bello. bello. Io ci sarò. Noi ci saremo sì. Poi Ma vadimi! Bene, Io ci sarò per vari motivi. Benissimo, Va bene. va bene. Vabbè, allora vi Grazie auguriamo infinite per l'ospitalità. per carità, grazie per dovere. l'ospitalità, vi bacio, è stato bellissimo, il sogno che diventa realtà, parlare in radio. Grazie, hai vedi visto? che Hai fatto bello. la DJ oggi, Sonia, sei contenta? Io sono troppo DJ oggi. Hai visto? Grazie a voi. Ciao Mario. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Un bacione. Noi rimaniamo un altro po' con Mario per ascoltare ancora una canzone. Sì, perché non abbiamo detto che in questa commedia c'è la mia alter ego, si potrebbe dire, che è la Salinara. Non c'è soltanto il salinario maschio, capito? C'è anche la Salinara. C'è anche l'inciuccio? No, l'inciuccio non c'è, no, non è previsto. Non è previsto l'inciuccio. Sai come chiedo? No, c'è questa figura femminile un po' così che fa dall'altra parte del palco, che fa questo Ecco, specchio del salinario. E chi è questa protagonista? Dobbiamo La nominarla protagonista è Maria Corso, che abita a Palermo, che saluto. E che ci ha dato tutti la salutiamo. Ciao Maria. Ciao. Anche se non è stata con noi, vabbè, magari la prossima volta. E ci ha dato una grossa mano a realizzare insomma, intanto questa prima. Adesso con lei ascolteremo un brano che si intitola Torna con mia. Che sarebbe Ritorna con me. Sempre un brano tuo, ovviamente. Quindi canti Quindi tu sono e- il salinare e e Maria. la salinara. Spiegaci un po' cosa avviene. No, ma questo durante. è un pochino complicato raccontarlo, perché è una lettera che questa donna... Cos'è, una zia lei? Sì, questa zia che racconta al nipote le vicende di questo suo ex marito non tornato più dall'America, quindi si rivolge a lui come un ricordo. Torna con mia, per chi senza non sa ciò Senza di stare, te non posso andare non avanti. posso Va andare bene, avanti. l'andiamo ad ascoltare sempre Maria dalla Corso commedia. e Mario Puglisi. Questa è Torna con mia. Torna con mia, che io senza te tiro a campare e non saccio più volare. Torna con mia, che io senza te non posso stare. Se torni tu mi doni sali e torna l'amore e una piccoli giammari e il vento mi porta lontano aquilone carta. Torna la luce e sto scuro si ne va dentro l'anima che ora muta si ne sta.
torna con mia, picchi senza dia, sì chi fai, però mastutai, lucori, torna con mia, caiu senza dia, sogno liscia, si torni tu, veniva lì e torno a cantare l'assa, e il tempo non passa. Mi pare una canzone che è sempre la stessa e con tu non ti volessi saziarmi. Ma non ci rinesciu. Ma non ci rinesci più. Torna con mia, Maria Corso e Mario Puglisi dalla commedia La scalata della piramide di sale, di regia di Antonio Antonio Conticello, con Sonia Litrico e poi con le coreografie di Elisabetta Riso per quello che riguarda il prossimo spettacolo che sarà qui al Teatro Città della Notte ad Augusta il 5 aprile 2014. Adesso tutto. Promossa. Sì, a proposito degli ospiti, dobbiamo aggiungere una piccola parentesi piccolissima perché Sì. è altrettanto importante. Queste musiche sono contenute ovviamente in un CD, in un disco che si chiama La scalata della piramide Colonna di sale. sonora originale del musical La scalata della piramide di sale, musiche di Mario Puglisi, i vocalist, ragazzi, ho scoperto di essere nel disco. Sì, ma io lo Non lo sapevo, solo sapevo. che non sapevo che t'avevano scritto lì. No, vabbè, io lo so, ci ho registrato io, insomma, delle voci, però. Insomma, ci sono io, Viviana Cottone, Maria Corso, Mario Puglisi come vocalist e poi hanno suonato pianoforte Mario Puglisi, le chitarre sono di Salvo Maglietto e al djembè Luca Puglisi. Sono tutte persone che Mario ci teneva a ringraziare insieme a tutte le altre. Registrato presso lo studio Esplorart, tra l'altro, sempre con Salvo Maglietto come ingegnere del suono, audio engineer, come si suol dire. Quindi nel ringraziamo gergo. tutto il gruppo di persone che hanno creduto in questo progetto e l'hanno spinto avanti. Noi ci abbiamo